Credo che questa sia una proposta costituzionale e quindi chiedo ai colleghi che esprimano la propria opinione, o favorevoli o contrari, ma che la esprimano. La norma che propongo io sostanzialmente interviene sulla candidabilità, cioè non si possono candidare coloro che hanno già fatto 2 mandati, quindi non è una norma retroattiva, ma è una norma che viene applicata dall'approvazione di questa legge in avanti. Col parere del professor Domenichelli ed avvocato trovato, oggi abbiamo dimostrato questo. Se passa l'emendamento che abbiamo proposto è evidente che c'è un grande rinnovamento all'interno del Consiglio regionale e quindi c'è un'apertura del Consiglio regionale a tutti quei mondi che oggi o sono poco rappresentati o possono essere rappresentati da persone nuove. Credo che in un momento in cui l'assenteismo è attorno al 50%, far accedere alle istituzioni persone nuove sia un elemento di grande apertura culturale e politica. Credo che Forza Italia debba ritrovare entusiasmo, ideali e classe dirigente. Le 3 cose non possono essere disgiunte. A me dispiace se alcuni pensano che il rinnovamento sia una modalità per impedire la continuazione del loro percorso politico, ma credo che in un momento come questo servano misure eccezionali e ogni partito deve pensare per sé.